del Comitato Olimpico Internazionale. Sono giorni importanti in cui anche il governo italiano sta facendo la sua parte, nel senso che ho il piacere in qualche modo di annunciare o comunque di rendervi noto che proprio in queste ore gli enti, i comuni, le regioni e il governo italiano stanno sottoscrivendo l'accordo di programma. La commissione di valutazione del CIO, Comitato Olimpico Internazionale, ha avviato il suo esame della candidatura Milano-Cortina, fissando proprio a Venezia il primo incontro di valutazione. È un ottimo inizio, una bella idea di candidatura, un bel dossier e la volontà di confrontarci da subito con i valutatori, visto e considerato che noi siamo in grado di presentare il dossier, presentare un bel territorio e soprattutto rispondere ad ogni perplessità, ad ogni dubbio. Dall'altro c'è anche da dire che candidiamo la perla delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, Dolomiti UNESCO, assieme a Milano, alla Lombardia, e quindi è un simposio di grandi realtà, di belle realtà, e quindi si va dalla Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto. Direi che ci sono tutti gli elementi per fare una bella Olimpiade. Lo dico con franchezza, noi siamo in una situazione oggettivamente ideale, cioè diversa da tutte le altre. Cioè noi siamo partiti senza avere di fatto il supporto del governo. Siamo partiti per la prima volta utilizzando Agenda 2020 con la flessibilità che consentiva e coinvolgendo gli enti locali, le regioni e le due città. E adesso, in virtù di questo studio che è stato fatto, ma è stato commissionato dopo che noi avevamo partito con la partita, il governo ci mette la faccia volentieri e anche qualcosa di più della faccia con un supporto economico. Per cui perché siamo blindatissimi? Perché a differenza di qualsiasi altra candidatura che può avvenire o che potrà avvenire, parlo anche qui da membro del CIO, in futuro, in teoria gli altri, se partivano, ma l'abbiamo visto anche noi nel nostro paese con quello che era successo all'epoca, vi ricordate, col governo Monti, se qualcuno cambia idea rischia di saltare tutta la candidatura. Noi ci siamo messi in condizione invece, consentimi di dire, di essere indipendenti, e questa è una cosa che è estremamente stata apprezzata dal CIO, che paradossalmente all'inizio poteva sembrare come un punto di debolezza. Io avevo modestamente intuito, anche in virtù di questo doppio naming, doppio titling Milano-Cortina, che invece poteva essere un plus, un valore aggiunto, e sono convinto che sarà così fino alla fine.